Quarta corsa, premio Caleidoscopio, sono 4 anni al via in 10, 1 Belena Jack, 2 Bellissima Gar, 3 Bemon Chuck SM, 4 Brenda Piz, 5 Aga dei Veltri, 6 Birba Piz, seconda fila 7 Bentley, 8 Battisti Griff, 9 Bravo di Ruggi, 10 Baltimora Trio, rapporto di scuderia tra i numeri 4 e 6. Stacco della macchina, velocissima dall'esterno Birba Pista con Roberto Vecchione che prende il comando davanti a Bemon Chuck SM, poi partito Numero benissimo 2, dalla seconda Bellissima fila. Gar, squalificato. Bravo di Ruggi, intanto c'è la squalifica per Bellissima Gar. Bemon Chuck SM va a chiedere e ottenere strada senza spesa praticamente zero ed è al comando allievo di Manuel Pistone su Birba Pizza, poi in terza posizione Bravo di Ruggi su Belena Jack che è quarta alla corda davanti a Bentley. Tanto arriviamo ai 400 molto lenti in 31 e mezzo da parte di Bemon Chuck SM che cerca di portare il cronometro dalla sua parte, il figlio di CCS KQT, e arriva ai 600 in 47 scarsi. Siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre Bemon Chuck SM ha spostato all'esterno Alessandro Gocciadoro con Bravo di Ruggi in anticipo su Brenda Piz che è rimasta da esterno fin dal via. 15 la frazione qui davanti alle tribune, sempre Bemon Chuck SM con ai fianchi Bravo di Ruggi, poi l'altra pariglia formata da Birba Piz e la compagna di paddock Brenda Piz, poi ancora Belena Jack, terza alla corda, accenna a spostare in terza ruota Baltimora Trio dalla terza pariglia. Siamo a poco più di 400 metri dalla conclusione, retta di là passata in 14,8 con Bemon Chuck SM ancora in vantaggio su Bravo di Ruggi Numero che insiste al 5, Aga dei esterno. Veltri, squalificato. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con ancora in vantaggio Bemon Chuck SM attaccato sempre da Bravo di Ruggi, retta d'arrivo, cerca di lo stacco l'allievo di Manuel Pistone ma Bravo di Ruggi è già passato, poi si sposta all'esterno anche Baltimora Trio ma Bravo di Ruggi ha partita vinta e viene a vincere il doppio di Alessandro Gocciadoro. Seconda posizione per Baltimora Trio su Bemon Chuck SM e Belena Jack. 2.56 il tempo totale, 1.15.7 la media al chilometro per Bravo di Ruggi, il figlio di Varen, il training di Max Castaldo, la guida di Alessandro Gocciadoro al doppio a seguire. I colori del signor Raffaele Fattorusso, vittoria in percorso esterno, direi più che meritata per Bravo di Ruggi che vince molto bene. Buon finale per Baltimora Trio che coglie un altro secondo posto confermando l'ottimo periodo di forma, mentre Bemon Chuck difende il terzo da Belena Jack.